Buongiorno e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Oggi ricorre il 45esimo anniversario del terremoto in Friuli. 2 scosse, la seconda delle quali, devastante e lunghissima, alle 21 di magnitudo 6.5 della scala Richter, causarono quasi 1000 vittime, più di 2600 feriti, distruggendo abitazioni ed edifici. Da allora l'espressione Orcolat, che indica un mostro che la tradizione popolare vuole rinchiuso tra le montagne e la Carnia, è stata associata al sisma del 6 maggio 1976. Sono diverse le iniziative e le commemorazioni organizzate in Friuli, in particolare nei comuni maggiormente colpiti dalla tragedia. In particolare a Gemona le cerimonie si svolgeranno in forma riservata, con la presenza delle sole autorità. Alle 19 a Piazzale Chiavola sarà deposta una corona al monumento in ricordo delle vittime del terremoto e dell'opera di soccorso portata alla popolazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Poi alla caserma Goi Pantanali saranno ricordate le vittime in armi decedute a seguito del sisma, alla presenza del cappellano militare Don Mario Minin. Alle 20 sarà celebrata in Duomo la messa di suffragio per tutte le vittime del terremoto. L'ingresso sarà consentito solo a 140 persone. Al cimitero comunale infine sarà deposta una corona in memoria di tutte le vittime del terremoto. Siamo alla cronaca, continuano i sequestri di mascherine non conformi da parte dei militari delle Fiammeggiare di Gorizia, recuperati infatti altri 50 milioni di dispositivi di protezione individuale forniti dalla prima struttura commissariale. Recuperati e posti sotto sequestro altri 50 milioni di dispositivi di protezione individuali forniti dalla prima struttura commissariale per la gestione della crisi pandemica alle regioni e da queste distribuite alle strutture sanitarie e alle amministrazioni pubbliche. L'operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia è relativa al residuo di forniture per circa 250 milioni di pezzi di mascherine, di cui 65 milioni già sequestrate nel corso delle attività avviate lo scorso mese di febbraio perché non conformi alle normative vigenti e pericolose per la salute. Le analisi di laboratorio eseguite nel corso delle indagini avevano evidenziato infatti come i coefficienti di penetrazione di questi dispositivi fossero decisamente superiori agli standard previsti. In alcuni casi la capacità filtrante è risultata essere addirittura 10 volte inferiore rispetto a quanto dichiarato, con conseguenti rischi per il personale sanitario che le aveva utilizzate, nella falsa convinzione che potessero garantire un'adeguata protezione. Nel suo complesso l'attività ha permesso di sequestrare circa 115 milioni di mascherine pericolose, del valore di circa 300 milioni di euro. L'indagine ha permesso anche di condurre alle responsabilità penali dei rappresentanti legali delle società fornitrici della struttura commissariale. Ladri acrobati, nella notte nel negozio sport di Tavagnacco i malviventi sono calati dal tetto e hanno rubato orologi e strumenti tecnologici per un danno che ammonta a circa 30.000 euro. C'è un problema, tra poco ripristineremo il servizio, proseguiamo con le notizie di cronaca. Mette in vendita una stufa a legna online, ma invece di essere pagato dagli acquirenti viene truffato ed rubato, indotto a versare su 3 carte prepagate la somma totale di 2.900 euro. Vittima della truffa un friulano residente nel San Danielese di 58 anni che, scoperto l'inganno, si è rivolta ai carabinieri e della stazione di Fagagna. I militari dell'Arma hanno avviato l'indagine e hanno scoperto i responsabili. Si tratta di 4 persone denunciate a piede libero per l'ipotesi di reato di truffa: un uomo di 33 anni, sardo, un 37enne trevisano, un 24enne cittadino indiano residente a Roma e una donna di 31 anni piemontese, tutti con precedenti di polizia. I 4 sono stati deferiti nella giornata di ieri. La pandemia ha fatto riscoprire la montagna per vivere all'aperto garantendo ampi distanziamenti. Lo sanno bene i gestori dei rifugi che anche quest'anno hanno ideato diverse iniziative per i turisti, ma vivono ancora nell'incertezza, visto il perdurare del coprifuoco e dei colori delle regioni. A dirlo il neopresidente di Assurifugi Friuli Venezia Giulia, Bernardino Gasparini. La scorsa stagione è andata abbastanza bene come stagione, come turismo. Siamo partiti praticamente in giugno dell'anno scorso, fine maggio, giugno dell'anno scorso, e abbiamo continuato per tutta la stagione. Quest'anno sì, effettivamente c'è un po' di incertezza su tutto quanto. 2 giorni fa
abbiamo avuto un incontro col Coordinamento Nazionale dei Rifugi e ho potuto notare sì una fiducia per la stagione di quest'anno, però anche molta incertezza perché appunto l'anno scorso siamo partiti in giugno e siamo andati avanti tutta la stagione. Quest'anno c'è il discorso anche del colore delle regioni. Questo cosa vuol dire? Che si parte, poi cambia colore e si richiude tutto quanto, quindi l'incertezza c'è. Avete già un programma ben corposo per quest'estate? Sì, la nostra stagione parte ufficialmente appunto in giugno, come ogni anno. Molte strutture hanno già aperto e stanno aprendo adesso. E le nostre iniziative per quest'anno, come gli anni scorsi, sono appunto il Gira Rifugi, Note in Rifugio e Parole in Rifugio, che sono tutti eventi che coinvolgono le nostre strutture. Mercoledì prossimo sarà ufficialmente inaugurato il polo didattico di Udine della rete nazionale del progetto I Lincei per una nuova didattica nella scuola. La cerimonia organizzata in collaborazione con la Fondazione Lincei per la scuola si terrà online dalle ore 16:15. L'obiettivo dell'iniziativa è sostenere e favorire il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione nelle scuole italiane attraverso la creazione di una rete nazionale di poli di aggiornamento e alta formazione degli insegnanti in collaborazione con enti e istituzioni scientifiche e culturali del territorio. L'inaugurazione si aprirà con i saluti del rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton, dell'assessore regionale alla formazione, istruzione, ricerca e università Alessia Rosland, della dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia Daniela Beltrame, quindi Ciro Ciriberto, matematico, membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei, terrà una Lectio Magistratis dal titolo Il problema di Apollonio. Ed ora andiamo a Mortegliano. Grazie a due grandi cantieri il comune presto uscirà dal buio digitale. Famiglie e imprese potranno presto usufruire della fibra ottica ed è soddisfatto l'assessore comunale alle attività produttive Marco Guanetto. Pronta per uscire dalla zona d'ombra Mortegliano, che entro 11 mesi godrà della tecnologia apportata dalla fibra ottica. A beneficiarne saranno l'80% delle famiglie e delle aziende grazie a due differenti mega interventi. Il primo in FTTC ed ITIM ed è in fase di conclusione, spiega l'assessore alle attività produttive Marco Guanetto. Interessa l'intero territorio comunale. La fibra parte dagli armadi stradali e arriva in case e capannoni con il vecchio doppino telefonico in rame. Il secondo, che è quello che ci farà fare il vero grande passo in avanti nel superamento del divario digitale, è un cantiere che si è aggiudicato Open Fiber dopo aver partecipato a una gara d'appalto per opere da realizzare nelle cosiddette aree a fallimento commerciale. In FTTH si concluderà entro un anno e gli utenti di Mortegliano a quel punto avranno a disposizione una potenza di 100 mega. Rimane da coprire la località di Chiasiellis, ma per il resto del comune i due cantieri permetteranno finalmente ai giovani di studiare a distanza in caso di necessità, agli adulti di operare agevolmente in smart working e alle aziende di crescere. Ritorniamo a Tavagnacco, nel negozio Sportler Ladri Acrobati. Nella notte i malviventi sono calati dal tetto e hanno rubato orologi e strumenti tecnologici per un danno di 30.000 euro. Si sono calati dall'ultimo piano dopo aver sfondato un lucernaio e una porta. Una banda di ladri acrobati è così riuscita a penetrare nel punto vendita Sportler di Tavagnacco. Questa notte verso le 2 mi ha chiamato l'istituto di vigilanza e mi avvisava che è scattato l'allarme. Hanno fatto un controllo e sembrava tutto a posto. Tutto normale, si ritorna a letto. Verso le 3 invece richiama l'istituto di vigilanza, rifà il controllo, il giro ispezionale, sembra tutto a posto, ma io non mi sentivo proprio sicuro. Vengo qui, mi aspetta la guardia giurata, saliamo le scale, arriviamo al secondo piano. Tac, la sorpresa. Abbiamo trovato una vetrina tutta frantumata, dopo abbiamo visto questo serramento tutto rotto e dentro la vetrina c'erano un sacco di orologi di un certo valore, un valore circa di 28.000 euro, dunque molto alto, e hanno preso anche degli zaini, probabilmente una decina di zaini per portare via la merce. Non era mai successo, io faccio il responsabile dal 1999, non mi era mai successo di subire un furto e questo un po' mi ha scombussolato. E adesso stiamo a vedere perché abbiamo delle riprese, stiamo vedendo se l'istituto della nostra assicurazione viene a riprendere i video e dopo vediamo per bene cosa è successo, perché è molto strano. Sono sicuramente stati ladri professionisti e acrobati.
Non solo arte e storia per rilanciare il turismo del Cividalese dopo il rientro della regione in zona gialla, si punta sulla discesa in canoa sul fiume Natisone, passeggiate in bicicletta in città, nelle valli di Natisone e nel vicino Coglio. A raccontarci il progetto l'assessore al turismo di Cividale, Giuseppe Ruolo. Abbiamo cercato di pianificare una serie di attività che fossero tagliate su misura per il momento storico che stiamo vivendo, ma anche per la nostra città. Abbiamo la fortuna, oltre ad avere diversi siti di interesse storico-culturale come il monastero, il tempietto o la Galleria De Martis che abbiamo inaugurato l'anno scorso, dicevo, abbiamo la fortuna di trovarci in un contesto geografico ottimale, perché siamo tra le valli del Natisone e le valli del Torre, siamo attraversati dal bellissimo fiume Natisone, e facendo tutta una serie di valutazioni abbiamo cercato di mettere in campo dei percorsi che possono essere fatti a piedi, in bici, ma anche in canoa, che quest'anno appunto andranno un po' a caratterizzare, a partire già da maggio, dalla prima settimana di maggio fino al 31 ottobre, che chiuderemo con la giornata nazionale dell'urban trekking, il 31 ottobre, dicevo, andranno a caratterizzare un po' questa stagione turistica. Sappiamo che le attività all'aperto sono quelle più consigliate, quindi abbiamo virato su questa strada per dare un'opportunità in più a chi viene a Cividale. Ci siamo fatti aiutare da realtà del territorio, alcune nostre associazioni, come ad esempio l'associazione Natisone Outdoor, che si occuperà delle escursioni in bici, ha già programmato 5 percorsi con alcune tappe di ristoro che hanno lo scopo di far conoscere anche alcune aziende e alcune realtà commerciali del nostro territorio, quindi si fermeranno per delle degustazioni, come può essere della Gubana o di qualche vino. La regressione del virus in Friuli Venezia Giulia continua, ma rallenta, lo stesso vale per l'andamento della campagna vaccinale. Migliorano gli indicatori Covid nella nostra regione, che si conferma da zona gialla, RT in leggero aumento, mentre calano la percentuale di nuovi contagi e anche la pressione sugli ospedali. Ad eccezione dell'indice RT, che risale pur rimanendo sotto 1, sono tutti in miglioramento i dati che descrivono l'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia, compresa la pressione sugli ospedali. La regressione del virus continua, ma in maniera più lenta rispetto alla settimana scorsa. E a rilento va anche la campagna vaccinale, sulla quale pesano le scarse adesioni da parte dei cittadini. La bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute segnala che l'RT sale per la seconda settimana, passando da 0,71 a 0,78. Il numero di casi riportati negli ultimi giorni alla Protezione Civile è sceso del 26,5% contro il 23,3% della scorsa settimana. L'occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive è al 19% contro il 18% della settimana precedente, mentre nelle aree mediche del 16% contro il dato precedente del 21%. Si riducono sia i focolai attivi da 698 a 569, sia quelli nuovi da 197 a 108. Quanto all'incidenza, il dato aggiornato a ieri, elaborato dal gruppo di ricercatori indipendenti guidato dal professor Paolo Spada, parla di 77 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. Sono 138 a Trieste, 86 a Gorizia, 71 a Pordenone e 48 a Udine. Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, la Fondazione Gimbe evidenzia come il Friuli Venezia Giulia non abbia raggiunto il target di somministrazioni fissato dal commissario straordinario per l'emergenza figliuolo per la settimana dal 22 al 29 aprile. Solo 9 regioni sono arrivate all'obiettivo. La percentuale di popolazione che in Friuli Venezia Giulia ha completato il ciclo vaccinale è pari al 12,2%, a cui aggiungere un ulteriore 12,8% con solo la prima dose, dati aggiornati al 5 maggio. Gli ultra-ottantenni che hanno completato il ciclo sono il 68,3%, più un ulteriore 19,1% che ha ricevuto solo la prima dose. Nella fascia d'età 70-79 anni ha completato il ciclo l'11,2% dei cittadini, a cui aggiungere un ulteriore 41,9% con solo la prima dose. Infine, tra 60 e 69 anni ha ricevuto prima e seconda dose l'8,7% della popolazione, più un 15% che ha ricevuto solo la prima somministrazione.
Gimbe segnala a livello nazionale precoci segnali di aumento della circolazione del virus, tra cui il rialzo dei contagi in età scolare. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.